del Movimento 5 Stelle. Io mi chiamo Basso Claudio, sono di San Donato di Piave e sono un attivista come alcuni di voi seduti qua in sala e come centinaia di altri attivisti in tutta Italia che rendono tutto questo possibile. Io vi faccio un esempio solo del programma che secondo me vuol dire votate per voi, sta a significare votate per voi. Torno indietro. Ed è adesso si usa chiamare così, il reddito minimo di cittadinanza, anche se nel programma verosimilmente lo trovate con un'altra dicitura, perché il programma è stato fatto 2 anni fa ed è stato messo in rete e disponibile ancora da 2 anni fa. Ecco, praticamente votando per il Movimento 5 Stelle votate anche per questo punto, ossia se dovreste perdere il lavoro perché la disoccupazione aumenta, siamo al 10% ufficiale, ufficioso è molto più alto e verosimilmente si può arrivare al 26% della Grecia. Altro paese, siamo pochissimi che non hanno il reddito minimo di cittadinanza in Europa, Italia, Grecia e Ungheria. E per il candidato al Consiglio Comunale, alla carica di sindaco del Consiglio Comunale di San Donato di Piave abbiamo fatto quella classica alzata di mano in una super assemblea abbastanza affollata e abbiamo scelto Guido Salvestroni, che lo cito perché è qui a fianco a me. Allora, io sono candidato alle amministrative successive che seguiranno a aprile come candidato sindaco insieme a una lista di colleghi che renderemo nota. Quello che voglio dire brevissimamente di me: io sono un imprenditore, questa è la mia esperienza, sono ingegnere meccanico e mi sono occupato molto di informatica. A proposito, tutto il materiale che abbiamo faticosamente raccolto e che stiamo coordinando lo metteremo sul sito che si chiama bassopiave5stelle.it. Questo premeva dire. Quindi io partecipo, diciamo, come relatore su un argomento che è l'economia, che un po' conosco direttamente in varie situazioni, sia con la mia impresa che io ho lavorato anche per multinazionali, insomma. E quindi abbiamo, come in tutte le relazioni, cercato di riprendere e interpretare un po' quelli che sono i temi generali del programma 5 Stelle, temi che sono stati recentemente aggiornati. Il programma data 2 anni fa e dava delle linee guida. C'è poi un'agenda grill, insomma ci sono aggiornamenti giorno per giorno. Buona parte del nostro programma, soprattutto poi a livello locale di cui parleremo tra 2 mesi, è generato sulle proposte dei cittadini che partecipano alle nostre riunioni che cerchiamo di incrementare. Devo parlare della crisi di cui tutti i giorni sapete, quindi questo è estremamente tedioso e sarà difficile catturare l'attenzione su una cosa che tutti i giorni sentite al telegiornale e volentieri spegnete, ma in grande sostanza noi assistiamo a una crisi che è esito di una preponderanza della finanza sull'economia, cioè della finanza, denaro sulla carta, economia, denaro trasformato in prodotti, servizi, in azioni. Quindi è una virtualizzazione, diciamo, dell'economia che ha prodotto una sostanza in cui le banche, non soltanto in Europa, insomma, hanno preso a influenzare mano a mano fino al recente governo che abbiamo assistito, in cui non soltanto influenzano ma entrano direttamente con diversi elementi a fare i ministri o addirittura il Presidente del Consiglio. Il risultato è, i numeri qua potrei andare avanti per ore, ma insomma ho sintetizzato in alcuni punti. Forse manca la cassa integrazione di cui tutte le mattine se ne legge una, capitali negati alle imprese, questo è un grosso problema che sentite tutti quanti voi, perché poi a cascata si influenza sulle imprese e i dipendenti delle imprese stesse, gli operai. Il peso fiscale nostro è all'incirca doppio rispetto al resto del mondo e continua a crescere, cioè ormai è intorno al 70%, dipende poi come si considera esattamente, e è anche fortemente squilibrato rispetto ai vicini europei. Disoccupazione soprattutto giovanile, cifre che io sono il 12% di disoccupazione, tasso riconosciuto italiano, e il 35% circa di disoccupazione giovanile. Non dimentichiamo che questo è quello che poi mano a mano continua a peggiorare la cosa, con tagli a pensioni e servizi, e questo è la grande sintesi del quadro che ci hanno lasciato i governi precedenti, che penso sappiate. Quindi in sostanza, soprattutto l'ultimo governo, ce la prendiamo con l'ultimo che ha lasciato il timone, noi vorremmo che si invertisse la rotta rispetto a questa situazione in cui, per salvare la finanza pubblica è una cosa che ci vuole, certamente solida, la finanza pubblica è anche molto fatta di bilancio e ci sarebbe da parlare
lavorare molto su come sono stati fatti anche i bilanci recentemente, quindi come noi abbiamo, probabilmente anche loro hanno nascosto e mascherato alcune cose. Nella sostanza adesso lo spread è sceso, che bello, l'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto, l'Italia è sempre più verso il declino, verso il collasso. A noi interessa soprattutto rilevare che, per questo noi puntiamo su delle cose che non sono né finanziarie né economiche, ma sono reali della nostra vita. A noi interessa che cresca il PIL in una società però malata, iniqua, piena di inquinamento, piena di disperepazioni e in declino. Ci interessa il tasso di felicità interna lorda, che poi è una corrente filosofica che a noi piace, insomma, che poi, come tutti gli oggetti di cui ci occupiamo, vorremmo discutere con tutti quanti. Non abbiamo partiti presi, abbiamo assolute convinzioni, qualche breve convinzione e soprattutto una priorità. Siccome tutti ci rendiamo ben conto che ci sono moltissime cose da fare, qual è la priorità? Ricordiamoci che le tasse vengono applicate non per mantenere le caste, non per mantenere il sistema attuale, ma dovrebbero essere fatte esatte per fornire servizi ai cittadini, cosa che invece vediamo sempre diminuire. Cioè, telegiornale l'altro giorno, tagli alla ricerca in sanità, quindi col nucleo di due cose, sanità e scuola, che mi premono molto, e come risultato della situazione apparentemente sempre in peggioramento. I servizi essenziali diminuiscono e scadono, e noi vorremmo cominciare, non è chiaramente tutto qua, a ripristinare i fondi tagliati alla sanità e alla scuola pubblica, che è il contrario di quello che hanno fatto tutti i nostri governi precedenti, e questa è solo l'idea di compensarli con i tagli alle grandi opere inutili, che sono variate decine di miliardi. Non c'è naturalmente solo quello, come proprio nell'inversione di tendenza le banche chiaramente vanno mantenute per quanto possibile, ma le banche sane, le banche che lavorano in modo corretto. Non so se sapete che una buona parte dell'ultima rata dell'IMU, che è circa 4 miliardi, scusate, è andata a sanare una parte del deficit di bilancio del Monte Paschi di Siena. È un collegamento astratto, ma così insomma, si può fare, no? Per quanto riguarda l'impresa è la piccola e media impresa fondamento, non solo in Veneto, cioè sono ottime piccole e medie imprese anche in Meridione. L'Italia è molto frammentata e molto fatta di piccole e medie imprese, più della Germania e di altre. Di cosa soffre? Dell'aumento della pressione fiscale e della complicazione del fatto che bisogna pagare 1000 balzelli. Io per 20 anni ho avuto questo incubo di alzarmi la mattina e adesso mi ho dimenticato una qualche piccola rata, o di dover perdere tutta la giornata per andare a presentare l'INPS che regolarmente avevo pagato, ma chissà dove stava, in quale cassetto. Quindi noi puntiamo alla semplificazione dello Stato, che vuol dire moltissime cose che potete immaginare. Ci sono diverse proposte di misure immediate, noi adesso qui non ne proponiamo una sola, il modello francese, il modello tedesco. Dovremmo ispirarci a questi considerando la nostra specificità. Tutto questo può funzionare perché quanti non hanno detto o dicono o diranno che vogliono rilanciare la piccola e media impresa, e quella soffre lo stesso. Il punto è che qualsiasi ricetta economica può funzionare soltanto se si basa sulla trasparenza e sulla meritocrazia, cioè bisogna anche sapere quali imprese vanno finanziate come, quali tipi di sistemi hanno bisogno. Generalmente, naturalmente, la semplificazione è uno dei punti. A proposito di equità o di Equitalia, con cui non siamo particolarmente morbidi, questa è una slide che mostra alcuni punti che non esistono da adesso. Dal 2000 si parla del fatto che i ritardi di pagamento, il ritardo medio tedesco, se non sbaglio, era 40-45 giorni, il nostro era già 90, e adesso noi stiamo andando verso i 180 e la pubblica amministrazione sta superando abbondantemente i 180. Qualche pubblica amministrazione arriva a un anno, per non parlare di peggio. Abbiamo 240 microimprese, sempre che siano ancora in vita, che hanno un credito con la pubblica amministrazione e contemporaneamente hanno cartella esattoriale all'Equitalia, cosa che ben sappiamo, su cui bisogna lavorare immediatamente. Sono state anche quest'ultimo anno delle mezze idee, delle mezze proposte, tutto bloccato al solito all'italiano. Vorremmo applicare rigore con chi lo merita, cioè non soltanto abolire i rimborsi di cui avete sentito parlare prima, ma applicare una delle recenti idee di Beppe Grillo, che è un politometro che verifichi gli arricchimenti illeciti. Negli ultimi 20 anni si parla di decine di miliardi, insomma, non di piccole cose, quindi 1, 2, 3 manovre di quelle classiche ce le potremmo risparmiare andando a recuperare
almeno una parte di questi quattrini, che purtroppo in buona parte sono all'estero, e questo è un altro tema particolarmente importante per noi, perché più di altri paesi, avendo questa tassazione assurda, la soluzione è stata di esportare capitali, ed ancora ne abbiamo. Credo che con lo scudo fiscale sia rientrato un 10 o 20%. Molto ridere. No, sì, l'immagine, guarda. Ah, l'immagine, va bene. Insomma, questo vuol dire arginare la corruzione, vuol dire non soltanto arginare quella temporanea, ma arginare tutto quello che è la conseguenza della corruzione. Sull'Europa chi mi dice di essere più stringato o meno, nella grande sostanza noi stringo, va bene, solo io stringo. Noi non siamo anti-europeisti, ma siamo per la discussione informata sui temi dell'euro. Poi magari a fine discussione, se qualcuno è interessato, a fine giornata riprendiamo questi temi. Io una cosa voglio dire soltanto: la moneta unica, ho sempre pensato io, ma fa il quadro con questo, la moneta unica è una buona idea, però non ha senso se poi non si normalizza, non si omogenizza tutto il resto, particolarmente le leggi sul fisco e sul lavoro. Questi sono i due punti fondamentali. Se noi avessimo, non dico la stessa identica, ma una legge molto simile in tutti gli stati europei, invece in 10 anni a Bruxelles hanno pensato e fatti loro, uniformato le cose inutili, ridicole, e non questi punti fondamentali. Nei negoziati non vorremmo essere gli ultimi, quindi non vorremmo negoziare a pari livello con gli altri. Sul lavoro, anche questo richiederebbe una conferenza a sé. Siamo per l'abolizione della legge Biagi-Maroni, anche sulla revisione degli interventi della Fornero che hanno peggiorato le cose. Noi leghiamo la nostra battaglia per rilanciare il lavoro, leghiamo anche l'idea che la qualità dell'ambiente di lavoro e la sua sicurezza non sono compromessi fattibili. Non vogliamo scendere a patti su questo, perché è meglio un asino sano che un dottore morto, insomma, diceva. E vorremmo invertire la crescente tendenza per cui esportiamo genialità, i nostri giovani migliori se ne vanno, quindi non generano poi delle imprese, delle attività che hanno senso per noi, ne ci teniamo qualcuno che non ce la fa andarsene e importiamo manovalanza di basso prezzo, che magari poi può anche servire, ma non in questa quantità. È questo che volevo dirvi.